Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, è intervenuto in occasione della Giornata Mondiale delle Malattie Rare, celebrata ogni 4 anni, simbolicamente il 29 di febbraio. Zaia sottolinea l'importanza di dedicare un pensiero alle persone affette da queste malattie, spesso invisibili nelle statistiche. In Veneto sono circa 50.000 le persone colpite da malattie rare, su un totale stimato tra le 6.000 e le 8.000 in Europa. Zai assicura che la rarità non deve trasformarsi in discriminazione e sottolinea l'impegno della Regione nel garantire l'universalità delle cure previste dalla Costituzione. La sanità veneta è protagonista nelle reti di riferimento europee ERN per le malattie rare, con la presenza significativa di diverse istituzioni sanitarie nella ricerca e nella cura. Padova è membro di 22 ERN su 24